tutto? Allora, se lui è arrivato, vedi. Presidente, scusi, è solo Paolo che prima di parlare. Grazie. Possiamo Buongiorno. sentire il test? La liquidazione non la vedevo, capito? La volevo fare adesso. Prego, se è comodo, vedi che non c'è. Buongiorno. Allora, si accomodi, legga la formula di impegno e dia le sue generalità. Sono il tenente colonnello Stilian Cortese della Guardia di Finanza, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Allora, prego. Sì, Presidente, preliminarmente chiedo che il test venga autorizzato a consultare le informative in atti a sua firma, eventualmente se le ha anche sul supporto informatico. Va bene. Per quanto riguarda il Tribunale è autorizzato. Vedi che cos'è che mi riportava? Diversa di prova, infatti, allora, quando è pronto? Sono pronto. Del pubblico ministero. Sono pronto, dottore. Bene, Colonnello, buon pomeriggio. Presidente, io farò poche domande perché, insomma, c'è già in atti, ci sono 3 verbali di trascrizione della deposizione resa dal colonnello nel procedimento Gramigna nei confronti di Casamonica Salvatore più 43, quindi sono poche precisazioni rispetto a quello che dovrà dire. Colonnello, innanzitutto vorrei sapere se, visto che dalla sua deposizione risulta che in quella sede ha prodotto tutte le foto che di volta in volta ha commentato e le abbiamo acquisite, vorrei sapere ne ha portato una copia anche oggi? Sì, ho portato una copia delle foto a colori che sono tutte le foto riportate nella CNR conclusiva. Sì, che lei ha commentato nelle udienze del 10 e 17 dicembre del 2020, cioè qui? Sono qui con me. Sì, se c'è, insomma, ne chiedo l'acquisizione, se c'è il consenso. Sono foto senza contenuti valutativi, sono solo le descrizioni di foto che lui ha analizzato nel corso della deposizione del precedente processo e le avevamo poi acquisite. Sono le foto quelle di Instagram, di Pavlovic, quelle di Casamonica quando era al caffè Trussardi, tabulati, le celle. Quindi per intenderci riguardano la vicenda Brasile Low Cost. Quasi esclusivamente la vicenda Brasile Low Cost. Sì, sono le fotografie inserite nell'informativa finale di Brasile Low Cost. Brasile Low Cost. Come abbiamo Sì. acquisito anche l'udienza in cui ha deposto sul Brasile Low Cost. In quella sede lui aveva analizzato le foto che poi avevamo prodotte. Ecco qua. Vedi, non sono stati fatti. Ho visto ragazzino, infatti mi ricordavo. È una cosa che... Voce uomo, voce donna. Purtroppo mi chiamo Stilian. Vi ricordate dov'era nella parte della dichiarazione, qual era la parte che possiamo vedere dove erano state mostrate le... Presidente, quasi tutte, praticamente tutte nell'udienza del 10 dicembre 2020. Ah, non 21, chiaro. No, 10 dicembre, sì. Ripetutamente in diversi passaggi della deposizione ha analizzato delle foto di volta in volta e di volta in volta sono state acquisite.
Ormai c'era Andrea Pastori. No, Giulia Arcieri, Marianna Valvo, Andrea Pastori. Vabbè, ma non possono essere... No, come questo è stato di riserva. Allora? Cesare Placanica, difesa dell'avvocato Staniscia, e da come abbiamo visto si tratta di una produzione che è composta da due in realtà componenti. Una componente su cui non c'è da discutere perché sono documenti fotografici, sono fotografie e possono essere acquisiti. Però ogni fotografia ha dei commenti, delle valutazioni. In realtà onestà ci impone di dire che sono totalmente irrilevanti rispetto alla posizione che difendiamo noi, quella dell'avvocato Staniscia, e quindi ci rimettiamo alle valutazioni del Tribunale. Credo che possiamo acquisire con esclusione della parte valutativa che probabilmente noi c'è indifferente anche la parte valutativa, quindi ci rimettiamo comunque le cose che sono alle valutazioni del Tribunale, bene, non ci opponiamo. Allora lo possiamo acquisire, l'unica cosa No, che Presidente, io posso anch'io, sì. Avvocato, come no? Difensore di Casa Monica, io non ne comprendo la rilevanza in questo procedimento. Allora, è vero che questo procedimento è un innesto di quello che hanno chiamato con l'espressione Brasile low cost, però quelle foto si riferiscono esclusivamente a quell'indagine, quindi non ne comprendo la rilevanza in questo, a prescindere dal fatto che possono essere considerati valutazioni o semplici descrizioni. Benissimo, ho capito. Quindi in questo senso mi oppongo. Va bene, allora, proprio per questo abbiamo in atti questo verbale del 10 dicembre, nel quale il Maggiore avrebbe fatto riferimento alle fotografie rispondendo alle domande. Do al pubblico ministero perché adesso da una rapida scorsa non sono riuscita a trovare i punti, perché hanno rilevanza. Se vuole glieli indico, Presidente. Sì, io grazie, se ci puoi indicare. Però se tutto posso così... solo per chiarire, per carità. No, solo per capire noi che cosa dobbiamo fare con queste foto, sì. se hai già risposto, altrimenti le facciamo Sì, rispondere no, di nuovo. Presidente, io non ho nessun problema, faccio cerca e le Grazie. trovo subito, però solo perché sia chiaro. Sì, non E sono foto, siccome è già stato dato il consenso alla utilizzabilità di quelle dichiarazioni rese dal testo in quell'udienza ha anche analizzato le foto, a mio modesto avviso, e poi non si comprende per quale motivo sia stato dato il consenso. Per noi l'indagine Brasile low cost serve a inquadrare lo spessore criminale del personaggio, ovviamente, e anche a spiegare la genesi dell'indagine e il ruolo del soggetto che era l'agente sotto copertura, che poi aveva l'ambientale addosso a Grottaferrata quando è stata intercettata la conversazione indicata nel capo di imputazione. Comunque adesso ve ne indico una per una. Allora, PM, guardi, io l'avevo visto dov'è, la pagina 42, dove si cominciano a vedere le foto. Tuttavia, proprio per capire, visto che non c'è il consenso, non le possiamo acquisire così, salvo... Però l'avvocato Naso ha formulato un'opposizione. Certo, però è proprio su quello che dobbiamo valutare. Allora, la cosa importante è capire se occorre risentirlo su queste foto oppure se possiamo dare per scontato che sia stato già sentito in quella udienza. Appunto, però... Abbiamo dato il consenso l'altra volta, Presidente, ma perché nell'esame di quelle... Posso? Visto che sembro io la disturbatrice. Presidente, posso spiegare il senso della mia opposizione? Sono documenti. Un attimo solo. Sì. La parte sotto, no? La parte sotto, no? Sì, vabbè, glielo diciamo, possiamo acquisire soltanto con riferimento alle foto. Certo. Però non so se... Prego, avvocato. Volevo precisare, il consenso alla utilizzabilità delle trascrizioni relative all'esame è stato dato perché in quella sede
oltre a parlare della vicenda Brasile Low Cost, si è poi trattato della vicenda per cui è processo in questo procedimento. Quindi in questo senso c'è stato il consenso, ma io ho dato per scontato la rilevanza di gran parte di quell'esame in relazione a questo procedimento. Quindi è ovvio che ho dato il consenso alla parte relativa alle vicende per cui oggi siamo qui. In questo senso ritengo la produzione delle foto irrilevanti in questa vicenda. No, il Tribunale procede in questo modo. Allora, il Tribunale, sentite le parti, acquisisce la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, in quanto si tratta della documentazione cui il test, poi lo ridico piano però adesso per far capire il senso, documentazione cui il test ha fatto riferimento nel corso dell'escussione, da pagina 42 in poi delle trascrizioni, in ordine alle quali c'è stato il consenso delle parti all'acquisizione. Allora, pertanto, come parte integrante delle trascrizioni già acquisite, delle dichiarazioni già acquisite con le trascrizioni dell'udienza 10 dicembre 2020 avanti 10 dicembre 2020 avanti alla decima sezione. All'acquisizione delle quali le parti hanno prestato consenso che ritiene il Tribunale non possa essere frazionato per parti dell'escussione. Detto questo, vengono in questo senso acquisite come elemento di riferimento cui il test ha risposto in occasione del suo esame. Quindi possiamo a questo punto restituirle al test se ne ha bisogno per rispondere alle domande al pubblico ministero? No, Presidente, alle mie no, nel senso che per me quella deposizione che abbiamo acquisito va benissimo, quindi per me io non gli devo fare domande sulle foto, soltanto per completezza del verbale le ho prodotte. Io ho solo da chiedere di pochissime precisazioni perché per me quella deposizione che è durata 3 udienze va benissimo. La prima domanda, Colonnello, è questa. Lei nel corso dell'udienza del 17 dicembre ha dichiarato che testualmente Piscitelli, Lucia Gargano, gli avvocati che sono intorno a Lucia Gargano identificano univocamente come il matto, il pazzo, psaico, insomma questo il soprannome che viene utilizzato, con questo soprannome viene identificato l'avvocato Angelo Staniscia. Se vuole contestualizzare questa frase che ha pronunciato e se ci vuole dare dei riferimenti in relazione alle risultanze da cui ha tratto questo dato. Sì, confermo questo dato. È successo diverse volte che nelle intercettazioni telefoniche fra l'avvocato Lucia Gargano e il collega Cinquegrana, il collega dell'avvocato Gargano, definissero l'avvocato Staniscia con questi pseudonimi. Inoltre, se non ricordo male, ho curato la redazione di un'integrazione alla CNR conclusiva nella quale ho potuto leggere le evidenze di quanto aveva riferito l'avvocato Gargano in interrogatorio di garanzia e aveva confermato. Ovviamente no, sulle dichiarazioni verbalizzate non può riferire. Vorrei sapere se risulta da conversazioni telefoniche o ambientali, se ce ne indica gli estremi. Sì, allora cerco un attimo.
fare ricerca. Presidente, chiedo scusa, veramente non come opposizione ma come fatto di buonsenso, anche per vedere se ho capito bene. Cioè noi stiamo chiedendo al non più maggiore, ora tenente colonnello, se nelle trascrizioni che sono perizia agli atti, cioè sono le stesse, se ci analizza un mezzo di prova acquisito al fascicolo del dibattimento per individuarci un passaggio di quel mezzo di prova, e non so se per darci l'interpretazione. Non ho detto No, perché se è così lo fa lui nella requisitoria. Nell'intercettazione del 10 agosto lo chiamavano Avvocato, Mago Silva. non è questo il senso della domanda, il senso è infatti forse ho capito male io. nella famosa conversazione, quella di Grottaferrata, ripetutamente si fa riferimento a un soggetto indicato come il matto. Io ho chiesto al colonnello se da altre risultanze di cui ci indica solo gli estremi, e poi ce le leggiamo nel chiuso della Ma lei li sa nostra benissimo. stanza. Queste sono le conclusioni, cioè è sempre un mezzo di prova che è nel fascicolo, che è tipico della requisitoria. Cioè, cosa c'è di vietato? No, perché ce ne sono tante, avvocato, noi non lo sappiamo, magari è soltanto Per un'indicazione. il tribunale però l'indicazione va fornita, avvocato, io lo so, lei lo sa, l'avvocato Naso lo sa, il tribunale. Ma lei senza chiederlo, tanto lo sa, lo dica. Secondo noi nell'intercettazione del 10 agosto lo chiamano matto. È scritto, è nel fascicolo del dibattimento il mezzo di prova. Una di queste cioè proprio concettualmente secondo me è Avvocato, sbagliato. abbiamo capito questa cosa, però adesso il PM ha fatto la domanda, ce ne dica 2, dopodiché le altre ce le dirà il PM durante la requisitoria. Una delle conversazioni in parola è il progressivo 545 del RIT 437/18 del 25 gennaio 2018. Dello stesso tenore è il progressivo del 599 del 25 gennaio 2018, sempre RIT 437/18. In queste conversazioni, come in altre, c'è questo riferimento, insomma. Va bene. Senta, un'altra domanda. Lei è stato chiesto nel corso delle attività di indagine di verificare quanti colloqui e quando fossero stati fatti dall'avvocato Lucia Gargano presso la casa circondariale di Roma Rebibbia? Sì, affermativo. Senta, io ho qua questo è l'allegato alla vostra informativa, allegato unico, una nota integrativa, in cui la casa circondariale di Roma Rebibbia fornisce una serie di indicazioni e dice, facendo riferimento al soggetto verbalmente riferito dal latore della presente. Il soggetto verbalmente riferito chi era? Era l'avvocato Lucia Gargano. Quindi questi sono i colloqui dell'avvocato Lucia Gargano? Sì, affermativo. E la ragione per la quale è scritto in questa maniera? Sono le procedure interne del carcere, non si può riferire il nominativo e quindi il nominativo viene comunicato verbalmente e rimane così, insomma, orale. Se le parti mi danno il consenso io vorrei acquisire questo dato, sono i colloqui. Solo il 2018 perché su quelli del 2017 lui ha già riferito nel corso di quelle udienze che abbiamo acquisito. Ecco, ok. Quello del 2018 serve a sapere a cosa. Senta, Maggiore, ultime domande che riguardano l'ultima informativa a sua firma, quella dell'11 agosto 2020. Voi a un certo punto analizzate una serie di conversazioni in cui compaiono i nominativi di Gargano Feliciana, Mastrudo, Maria Grazia e Sessa Maria. Sì. Se può spiegare al Tribunale chi sono queste persone? Allora, Gargano Feliciana è la sorella dell'avvocato Lucia Gargano.
E in queste conversazioni che noi intercettiamo nell'automobile dell'avvocato Lucia Gargano, che in quel momento era utilizzato dalla sorella, sentiamo le voci di queste persone che poi identifichiamo e identifichiamo Sessa Maria, che è un'amica e collega dell'avvocato Lucia Gargano, e Mastrullo Maria Grazia. In queste conversazioni poi insomma fanno una serie di riferimenti sulle vicende legate a Sì, poi questo lo leggeremo, di queste conversazioni abbiamo chiesto la trascrizione. Vorrei solo che lei spiegasse al Tribunale come questa Sessa Maria entra, insomma, cioè attira la nostra attenzione, entra nelle indagini in qualche modo. Entra nell'indagine perché inizia a parlare con la sorella dell'avvocatessa Lucia Gargano del ruolo dell'avvocato Staniscia sostanzialmente, e quindi noi captiamo questa conversazione che ci sembra di interesse e quindi cerchiamo di capire, ed era al corrente di alcune vicende perché aveva lavorato anche lei a studio con l'avvocato Staniscia. Ma E gliel'aveva riferite, lei aveva di avere... vorrei solo che lei spiegasse chi sono gli interlocutori della conversazione a cui ho fatto. Lei ha detto parlava con chi? Con la Gargano Feliciana. E ci indica gli estremi di questa conversazione. Allora, è il progressivo 97 del 21 luglio 2020, RIT 3409/20. Ma vorrei sapere se prima di questa data, se lei ricorda, è stata intercettata qualche altra conversazione fra queste due che ha destato, attirato la vostra attenzione da un punto di vista investigativo, solo per indicarne gli estremi al Tribunale, poi la leggerà, ne abbiamo chiesto la trascrizione. Allora, ci sono altri progressivi sempre del 21 luglio e Sì, ma colonnello, non mi riferisco alle conversazioni compendiate in quella informativa, Sì. mi riferisco a conversazioni precedenti. Cioè la prima conversazione in cui compare Sessa Maria e attira la vostra attenzione, questa è la domanda, se lo ricorda. no, su due piedi non lo ricordo, dottore. Va bene, poi lo chiederemo a un altro test allora. Solo per la precisazione, lei è sicuro che Sessa Maria lavorasse presso lo studio Staniscia? Come tirocinante. Le emerge questo da qualche risultanza, è sicuro? Devo ricontrollare, dottore, perché non... C'è un'altra lista. Ecco Maria Sessa. Maria Sessa.
Ho qui il file in cui però a memoria ricordo di sì, però adesso non... Tanto, insomma, se Samaria gli statesti poi la sentiremo su questo aspetto. Ultima domanda, il 25 gennaio del 2018 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi esponenti del clan Spada. Vorrei sapere se avete avuto dei ritorni nelle intercettazioni, delle reazioni sulle utenze in uso dei soggetti che in quel momento erano monitorati. Sì, abbiamo avuto un ritorno, ci sono delle conversazioni tra l'avvocato Cinquegrana e l'avvocato Lucia Gargano, nelle quali l'avvocato Cinquegrana riferisce l'atteggiamento, insomma, che aveva avuto. Sì, va benissimo. Vabbè, ci dica perché, senza leggere il contenuto, per quale motivo le avete ritenuto rilevanti e poi ci indichi ritto e progressivo. In sintesi, proprio due parole, giusto per fare capire al Tribunale. Il senso della conversazione era Cinquegrana che diceva che Staniscia aveva avuto paura di essere arrestato in quel periodo, in quel momento, e diceva meno male che non mi hanno bevuto, questa è l'espressione, insomma. Va bene, ce ne indica gli estremi. Un attimo che vado a ripescare perché funziona, purtroppo questo computer dell'amministrazione è pessimo, non mi fa la ricerca. Questo tempo, certamente. Senta, guardi, colonnello, l'aiuto. Lei nell'informativa fa riferimento ai progressivi 545 e 599 del RIT 4-3-2018 fra Cinquegrana Marco e Gargano Lucia. Sì, del 25 gennaio. Del 25 gennaio 2018, sì. Sono questi? Sì, sono questi. Va bene, Presidente, io per il momento non ho altre domande. Va bene, allora avvocato, c'ha delle domande? Lei avvocato? Avvocato Naso? Sì, grazie Presidente. Buonasera colonnello, sono il difensore di Casamonica Salvatore. Buonasera avvocato. Senta, rispetto al fatto che ci interessa poi in questo processo, cioè il pranzo avvenuto il 13 dicembre del 2017 a Grottaferrata, in cui era presente anche Casamonica Salvatore. Sì. A quella data, da quanto tempo Casamonica Salvatore era da voi monitorato, sia sotto il profilo dell'intercettazione telefonica, sia in generale come soggetto nei confronti del quale avete svolto accertamenti, servizi di OCP e quant'altro? Da almeno 6 mesi. Adesso non ricordo esattamente la data in cui abbiamo iniziato le attività, però era almeno era diverso tempo, insomma. Diverso tempo, almeno 6 mesi, e 6 mesi nell'ambito del procedimento Brasile Low Cost? Sì, mi sembra di sì. È quello? Sì. No, ho detto mi sembra di sì. No, adesso non ricordo esattamente le date in cui abbiamo iniziato con il Brasile Low Cost, però sì, non ci sono stati altri procedimenti che io ho curato in cui era coinvolto Salvatore Casamonica. Che lei ha guidato no, ma
le risultava durante l'indagine Brasile Low Cost che Casamonica era sotto indagine anche per l'operazione cosiddetta Gramigna? Beh sì, certo, però non diretta da me, chiaramente. No, non diretto da lei, Sì, però, sì. quindi diciamo era monitorato su questi due fronti che a lei risulti. Sì, che a me risulti sì, però esattamente cosa stessero monitorando non lo so, ecco. E invece rispetto all'indagine Brasile Low Cost, quella guidata da lei, Sì. nei 6 mesi precedenti, il dicembre del 2017, sono emersi contatti, intercettazioni, incontri, qualunque tipo di elemento interessante dal punto di vista investigativo tra Casamonica Salvatore ed esponenti del cosiddetto clan Spada? Incontri da noi monitorati no. Conversazioni telefoniche in lingua Sinti, a memoria ricordo di sì, però adesso non le saprei dare il tra dato. chi? Tra Salvatore Casamonica e soggetti diciamo di cognome Spada, però per questo non necessariamente inseriti, come posso dire, nell'associazione. Cioè non è che tutte le persone che fanno di cognome Spada necessariamente sono. Assolutamente, dovrebbe essere così. E anche il fatto che parlino Sinti, no? Nel senso, però non ne ho traccia perché non riuscendo a tradurre le conversazioni No, che lei non le riesca a tradurre lo comprendo bene, dico, però non le avete neanche, come dire, fatte tradurre dall'interprete? No, non successo? avevamo interpreti a disposizione all'epoca dei fatti. Ne abbiamo anche cercati, non ne abbiamo trovati. E non avete fatto poi ulteriori indagini per accertare chi fossero questi soggetti risultanti come Spada? No. No. Quindi sono rimaste Sì. neutre, diciamo? Esattamente. E invece avete fatto riferimento, prima lei ha fatto riferimento, il pubblico ministero, a questa ordinanza che è stata emessa il 25 gennaio del 2018 che ha interessato una serie di componenti del clan Spada. Sì. Ecco, e tra il dicembre 2017, quindi il 13 dicembre, dopo il pranzo di Grottaferrata, tra quella data e la data di esecuzione dell'ordinanza, 25 gennaio, le chiedo sempre, avete monitorato contatti, incontri, colloqui telefonici tra Casamonica Salvatore e componenti questa volta del clan Spada, cioè quei soggetti interessati Sì, da ho capito la quell'ordinanza? domanda. No, non abbiamo avuto evidenza di contatti. Quindi riscontri che dopo quel pranzo Casamonica abbia interloquito con appartenenti al clan Spada, cioè a quei soggetti interessati da questa misura, non ne avete? No, se no li avremmo messi in informativa. Vabbè, io glielo No, chiedo no, perché dico, siamo certo. qui per questo. E le chiedo, secondo la vostra ipotesi investigativa, Casamonica Salvatore si trova a quel pranzo perché? Salvatore Casamonica si trova a quel pranzo per due ragioni principali. Parlare della vicenda dell'aeroplano, della cocaina, di ingente importazione di cocaina, insomma, che sia stato trattato in un altro procedimento penale, e parlare con Colpiscitelli di questa vicenda della pace da assicurare sul litorale romano. Ma vi sono, prima di quel pranzo, vi sono stati contatti tra Casamonica Salvatore e Piscitelli? No, noi arriviamo a quel pranzo completamente disconoscendo questa seconda ipotesi, ce ne rendiamo conto ascoltando la conversazione. Prima non l'avevamo prevista, insomma, non c'era stato nulla. Emerge per la prima volta durante quel pranzo? Sì. Quindi che Salvatore Casamonica fosse lì in rappresentanza dei soggetti appartenenti al clan Spada è qualcosa che avete ipotizzato dopo aver sentito la conversazione? Sì. Altri riscontri a dimostrazione che fosse effettivamente quello il suo ruolo, al di là di quello che è il contenuto di quella conversazione, quali sono?
oltre quanto riferito, insomma sentito in quella conversazione, altri elementi, non so, un incontro in cui dicono sei tu il nostro referente, non lo abbiamo, ecco. Ma io qualunque tipo di riscontro, non necessariamente un incontro. Sì, no, altro non ho. Altro non c'è. No. Va bene, la ringrazio, Di colonnello. niente. Senta, colonnello, ma mi faccio capire, voi, rispondendo all'avvocato Naso che ha detto che Casamonica Salvatore fosse il rappresentante del clan Spada in quella vicenda, lo avete ipotizzato sulla base di quella conversazione, lei ha detto sì. Ma lo avete ipotizzato una vostra valutazione o lo dice lui esplicitamente nel corso di quella conversazione? Lo dice lui più volte. Ecco. Cioè la conversazione è molto chiara alle nostre orecchie. Ma può dire, visto che gli hanno fatto domande facendo esprimere delle valutazioni, sia pur di carattere investigativo, vediamo di No, come... pubblico ministero, io non ho chiesto valutazioni, ho chiesto da dove venisse quell'ipotesi investigativa, non credo mi abbia riferito una valutazione il colonnello. Ho detto valutazione investigativa. Se lei dice avete ipotizzato solo sulla base di quello, il colonnello... Non è una valutazione. Sto chiedendo quali è un sono gli fatto. elementi sulla base dei quali hanno fatto Comunque il Tribunale ha quell'ipotesi. capito che gli si chiedevano dei riscontri sulla ipotesi investigativa di cui penso Esatto. di aver capito, di cui è il capo di imputazione. Esatto. Parlando dell'incontro è stato chiesto al colonnello di sapere se c'era qualcosa di diverso dal fatto che si Esattamente. parlava apertamente di questa situazione. Io Voi l'avete ho- capito ho- perché ho- avete sentito, quindi avete sentito Esattamente, che si io- parlava apertamente di un ruolo e di una situazione particolare. Dopodiché l'avvocato ha chiesto, ma c'è stato un qualcosa dopo, c'era qualcosa prima? Questo era l'effetto. Ma ha risposto. E io ho capito la domanda e ho Esatto. risposto. Perfetto, quindi possiamo andare avanti. Senta, ma vorrei capire una cosa, in quel momento Casamonica innanzitutto vorrei sapere, siccome sempre rispondendo all'avvocato, lei ha detto che in quel momento, se ho capito bene, Casamonica Salvatore era monitorato anche nell'ambito dell'indagine Gramigna. Ha detto questo? Ho capito bene? Durante il pranzo? No, in quel No, periodo. nel dicembre del 2017, no avvocato? Lei ha detto così. Le risulta No, questo? che a me non risulta fosse Perché ancora... a me risulta che fosse depositata da 6 mesi Sì. una richiesta di misura Sì, cautelare. no, difatti. non No, ci ma può- io non ho voluto intendere questo, assolutamente. Senta, vorrei sapere, ma quindi era sottoposto a intercettazione solo da voi? Sì. Nei suoi confronti c'erano in corso intercettazioni telefoniche, ambientali, di che tipo? Telefoniche. Vorrei sapere, a questo punto vediamo di precisarlo bene, altrimenti non si capisce, se era per quello che è venuto fuori nell'ambito di un'attività di indagine che è durata tanti mesi, anzi poi è durata più di un anno, se fosse un soggetto particolarmente accolto nel corso delle conversazioni, nel corso degli incontri di interesse operativo. Sì, abbiamo intercettato Salvatore Casamonica per oltre un anno. Non abbiamo mai ascoltato una conversazione telefonica utile ai fini investigativi, cioè non ha mai fatto una telefonata che facesse riferimento allo stupefacente, a qualunque tipo di reato, mai. E al di là del lessico utilizzato, le risulta che se è emerso dall'attività di indagine che adottasse anche altre cautele? Sì. Il Salvatore Casamonica, ad esempio, usava un telefono criptato inintercettabile che poi è stato dato, uno di questi è stato dato a uno dei nostri undercover, detto lo svizzero, e lì sì che invece abbiamo intercettato in chiaro, perché avevamo in mano noi uno dei telefoni, le conversazioni, come posso dire, interessanti dal punto di vista investigativo. In altri casi, ad esempio, quando mandavamo il francese, che è il nostro interposto, a casa di Salvatore Casamonica, quando utilizzavamo come microfono nascosto nei tacchi che poteva trasmettere, appena entrava a casa di Salvatore Casamonica la trasmissione si interrompeva. Non abbiamo mai trovato a casa di Salvatore Casamonica dei dispositivi di disturbo definiti jammer, diciamo. Però per esempio in uno dei sodali
nell'altro procedimento, nella perquisizione a casa di Silvano Mandolesi, che secondo il francese era il braccio destro, diciamo, di Salvatore Casamonica, abbiamo trovato, tra le altre cose, oltre a 400 kg di hashish, diversi numeri di telefono, diversi apparecchi telefonici, dei jammer, cioè dei dispositivi che inibiscono la trasmissione di onde telefoniche radio. Lei ha detto noi non abbiamo mai trovato a casa di Casamonica Salvatore un dispositivo dello stesso tipo, ma vorrei sapere se lo avete mai cercato, No, anzi le faccio la domanda in maniera più precisa, se siete mai entrati a casa di Salvatore. No, io non ho mai eseguito una perquisizione a casa di Salvatore Può Casamonica. spiegare per quale motivo? Perché quando abbiamo eseguito le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Casamonica era già ristretto in conseguenza dell'operazione, diciamo, Gramigna, e non abbiamo ritenuto necessario fare la perquisizione. Quindi lei finora, mi corregga se sbaglio, ha detto che come lessico nel corso delle conversazioni intercettate non era un lessico chiaro, non c'erano riferimenti a argomenti mai. criminali. Utilizzava un telefono particolare Sì. che andava... Inintercettabile, con conversazioni criptate. Sì, lo ha spiegato bene nel corso, insomma, delle altre udienze, a quelle faccio rinvio. E secondo la valutazione investigativa che avete fatto, a casa sua vi era un qualche dispositivo che inibiva le operazioni tecniche. Appunto, che cambiamo poi il dispositivo per registrare. Oltre a tutto questo vorrei sapere se, per quello che è emerso dalla vostra indagine, utilizzasse anche delle cautele per non essere localizzato quando faceva incontri di interesse operativo. Sì, a differenza per esempio di altri sodali nell'altro procedimento penale, tutte le volte che faceva degli incontri, si muoveva per esempio con il francese, o comunque la gran parte delle volte lasciava i telefoni, le utenze telefoniche con le SIM a lui intestate a casa. Quindi il telefono veniva geolocalizzato a casa, mentre lui sapevamo che era in giro perché era insieme al francese e quindi era altrove. Ecco, e quindi questa è l'ultima domanda. Quindi vorrei capire, siccome il contenuto di quella conversazione è molto chiaro, insomma il Tribunale sicuramente la leggerà, dico, voi non avete captato né prima né dopo cose che vi consentissero di capire quando era avvenuto questo incontro, quando gli era stato dato questo mandato che voi avete ipotizzato? Presidente, però qui mi pare che stiamo entrando proprio nelle valutazioni, cioè ha lamentato che io chiedessi... Avvocato, scusi tanto, ma è la stessa domanda fatta in modo diverso che ha fatto lei prima, cioè stiamo parlando sempre di riscontri investigativi, non di valutazioni, perché il Tribunale è attento a non sentire le valutazioni. Appunto, di riscontri investigativi che ha detto prima non esserci, quindi chiedergli o ipotizzare che non ci siano perché l'imputato è bravo a non farsi intercettare è una valutazione. Lo sta dicendo lei, io non ho detto questo. No, il PM non ha chiesto questo, non ha chiesto valutazioni, ha chiesto fatti. E i fatti sono che avendo un telefono criptato, avendo messo in opera alcuni sistemi, non era stato possibile captare le conversazioni, punto. Questo è il dato di fatto. Avrebbe potuto dire come no, ma non lo sappiamo. No, questa è solo la domanda, cioè se voi siete riusciti prima, perché dopo abbiamo capito, ma prima di quella riunione, perché quello che dice in quella riunione è sotto gli occhi di chiunque legga la perizia, siete riusciti a captare qualcosa o no? No, non siamo riusciti a captare nulla, ma neanche del viaggio di 7 tonnellate di cocaina, voglio dire. Ok, questa era la domanda, va bene, io non ho altre domande. Domande, nessun altro? Sì, una sola, Presidente, posso? Sì. Senta, quindi lei ricorda con certezza che non è stata effettuata alcuna perquisizione nell'ambito del procedimento Brasile Low Cost? Il giudice Croccio opposizione ha detto che non hanno eseguito la perquisizione domiciliare in casa di Casamonica Salvatore, non nell'ambito del procedimento Brasile. Beh, allora mi sono espressa male io, intendevo dire ovviamente con riferimento all'applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare perché era già ristretto. Quindi hanno Perché era già ritenuto di non ristretto? fare la perquisizione, questa è la risposta. Sì, è vero. Va bene. Poi se invece ha fatto delle perquisizioni,
lo vedremo, perché abbiamo delle urgenze diverse. Avvocato, a questo punto ce lo dica. Lo so, io non ho con me tutti gli atti di Brasile Low Cost, la prossima udienza eventualmente... Quindi se- è stata se- fatta una perquisizione a Io casa ho di memoria di Monica. questo, ma siccome gli atti sono tanti, i processi spesso li confondo l'uno con l'altro, mi potrei sbagliare io. Per questo ho chiesto se era certo, perché anche lui magari si potrebbe confondere, non No, per altre comunque ragioni. io sono certo di non aver fatto perquisizione a casa di Salvatore Casamonica, se no me lo ricorderei, non ci sono entrato mai, insomma, Va quindi... bene. Allora, grazie, noi non abbiamo domande da formularle, Grazie si mille. può accomodare. Presidente, io ho una produzione documentale e poi veramente pensavo che sarebbe stato molto più lungo questo test. E poi vorrei modificare l'imputazione perché poi ne spiegherò le ragioni. Secondo me è una modifica non in senso tecnico, cioè un errore materiale, però adesso ne spiego le ragioni. Nel frattempo vorrei produrre come 238 bis la sentenza della Cassazione che nel troncone con rito abbreviato del processo Crissi riconosce al clan Spada l'esistenza di un'associazione mafiosa. E poi come documento, quindi come 234, vorrei produrre la sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma pronunciata il 4 giugno 2021, con la quale Gargano Lucia è stata condannata con rito abbreviato, ovviamente solo come documento, cioè per attestare il fatto storico che è stata pronunciata questa sentenza. E poi l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di Casamonica Salvatore nel procedimento Gramigna e il relativo verbale di esecuzione. Questa, Presidente, la rilevanza di questa produzione si comprende leggendo la deposizione del test nel procedimento Gramigna, cioè sostanzialmente a distanza di 6 mesi dall'esecuzione di questa misura Gargano Lucia fa riferimento a un fatto verificatosi 6 mesi prima. Secondo noi il fatto è proprio l'esecuzione di questa ordinanza, per cui riteniamo utile produrre sia l'ordinanza sia il verbale di esecuzione. E poi produciamo i provvedimenti del Tribunale di misure di prevenzione con i quali a Piscitelli Fabrizio e Spada Carmine era stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per Piscitelli a Grottaferrata e per Spada Carmine a Roma, perché secondo la nostra prospettazione questa è la ragione per la quale per incontrarsi e per parlare dovevano servirsi di intermediari, perché non potevano di fatto incontrarsi. Questa è la produzione. Se poi sulla modifica del capo di imputazione magari dopo i provvedimenti sono tutti sul supporto informatico. La produzione consiste nell'indice con i dischetti? Vabbè. Presidente, su questa produzione Presidente, anche per il futuro mi dica lei, perché in ogni processo se riproduco su cartaceo mi dicono che è un problema per il TIAP e li vogliono su CD. Se è un No, in problema... realtà bisognerebbe produrre tutto in cartaceo e in CD per un motivo, perché non abbiamo ancora il processo informatico. Quindi, Presidente, però per esempio... il processo Sì, informatico, non c'è problema, però l'ordinanza... No, quello intanto va bene perché le parti lo conoscono. No, io infatti volevo chiedere Ecco, allora, il termine per farmene semplicemente guardare. il termine, non lo avvocato, conosco lo darei comunque. Grazie. Le darei comunque il termine, però è anche più semplice per sveltire le operazioni, perché purtroppo non abbiamo ancora i mezzi informatici che ci consentono di avere un fascicolo interamente informatico lasciando stare la carta, quindi dobbiamo procedere con 2 binari. Va bene, Presidente, certo, lo dico, sono tutti atti che fanno parte del fascicolo, mi sorprendo che le parti non li conoscano. L'ordinanza è di 1500 pagine. No, dottore, ma alla prossima udienza in un secondo lo risolviamo, non è dilatorio, ci sono Allora, delle... avvocato, un attimo, pure se mi spiego, sono 2 tipi di problemi diversi, laddove, intanto se ci fa vedere l'indice, dopodiché se abbiamo bisogno di consultare, questi sono atti processuali, quindi effettivamente è meno problematico anche per i difensori avere la possibilità di guardare il dischetto, giusto avvocato? No? Quindi possiamo consentire al pubblico ministero di depositare questa documentazione. Dopodiché lei sta dicendo che per l'acquisizione vuole riservarsi di valutarla?
Va bene, Volevo un termine per guardarmela alla prossima udienza velocemente. Io molti di questi proprio non lo so. D'accordo, allora intanto il PM chiede di produrre documentazione come da indice. Sì. La difesa chiede un termine per esaminarla. E la difesa chiede un termine prima della prossima udienza per poterla esaminare. D'accordo, poi vediamo. Allora, adesso poi daremo quindi si riserva l'ammissione alla prossima udienza, sentite le obiezioni dei difensori se esistenti. Allora, vediamo di fare un programma per la prossima udienza. La modifica dell'imputazione la facciamo alla fine. No, avvocato, aspetti un attimo. Allora, quello che si deve fare si fa ora, se deve fare una modifica di imputazione la fa adesso, perché adesso è il momento che il pubblico ministero era scelto per modificare l'imputazione e questo dà anche tempo poi alle difese di organizzarsi. Se no, rimandiamo anche la difesa. Allora, rimane fermo il programma, diciamo che ora ha detto il PM che non sarà una modifica essenziale, adesso poi la valuteremo, però rimane ferma l'esigenza di fare un programma, quindi siamo arrivati dove, pubblico ministero? Con le prove d'accusa? Presidente, questo è il primo test, però per quella che è la nostra idea doveva essere il test più lungo, poi avendo acquisito quelle dichiarazioni... Mi dai i testi per favore? Adesso vi dico. Così riusciamo anche a capire come, per quando spostare. Alla lista testi, guarda un po' se c'è una lista testi da qualche parte, non vedo. I testi sono pochi, Presidente, non ci sono ancora 1, 2, 3 testi di PG, ma uno dei 3 è il capitano Ceccagnoli, che è una situazione diciamo speculare a quella del test Cortese, cioè abbiamo già acquisito le sue dichiarazioni, si tratta solo di precisare alcune circostanze. E poi pochi testi di prova dichiarativa. Noi come ultimo vorremmo sentire poi l'avvocato Gargano come ultimo diciamo test della lista. Totale quanti sono? Perché se Ceccagnoli abbiamo acquisito le dichiarazioni, verrà sentito a chiarimenti su punti specifici. Poi abbiamo quindi quanti? Presidente, in totale sono 8 come da lista, uno l'abbiamo sentito, l'altro è Ceccagnoli, insomma non ci porterà via molto tempo a meno che le parti si possono sentire tutti in un'udienza? No, Presidente. No. Allora, dividiamoli in 2 udienze. Vediamo se riusciamo. Allora. Abbiamo Ceccagnoli che abbiamo detto che l'avevamo. Cioè per tutti in un'udienza dovremmo fissare un'udienza straordinaria. Questo è un problema nostro. Lei mi dica quanti testi vuol È un sentire problema alla anche mio prossima. perché io... Non facciamo udienza straordinaria, mi dica quanti testi vuol citare alla prossima udienza. Per noi va bene, ci organizzeremo. Io citerei quei residui della PG, cioè Solina secondo Luce e Ceccagnoli, e poi nell'altra Cinquegrana, Maiorana e Sessa, e poi c'è l'avvocato Gargano. Vabbè, abbiamo un'udienza o una cosa? Dici? Allora facciamo la mattina. Qual era l'altro che doveva venire? Qual era l'altro che doveva venire? Se no facciamo qua. Facciamo una mattina.
Allora, il 15 novembre va bene? Perché il 15 novembre andrebbe bene. No, sempre alle 13:30. Se riusciamo. Sì, però lo senta nel senso che ci dite di sì che è meglio. Lo senta, ma lasciamo questa data. Cioè noi dobbiamo cercare di concentrare un pochino di più il dibattimento perché abbiamo un problema di composizione del collegio, quindi... Sì, Presidente, guardi, se lei ritiene all'udienza successiva potremmo citare quegli residui e abbiamo finito la lista del PM. No, dico, se a quest'udienza del 15 novembre già riusciamo a sentirne magari tutti e due, 3, sarebbe già meglio. Io vorrei citare tutti i testi dell'APG rimasti, che sono 3. Poi, va bene, 3. E quindi restano poi 3 testi di prova dichiarativa più l'avvocato Gargano, cioè 3 testi puri più l'avvocato Gargano. Secondo me in 2 udienze si può fare. Va bene, 15 novembre alle 13, adesso poi sentiamo adesso aspettiamo l'avvocato Comanti. Vediamo questa cosa della contestazione. Non ho sentito nulla. Per ora sì, poi vediamo. Sì, Quindi li cito in quest'Aula. sì. Dobbiamo vedere questa cosa della contestazione. Sì, sentiamo adesso, sto aspettando l'avvocato Comanti. Capisci bene tu, no? Perché ti stai sbrigando per l'altro. Tenerlo fermo sulle 13, va bene? Va bene, intanto proviamoci. Allora, intanto vi sentiamo il pubblico ministero perché aveva intenzione di... Io lo dico per puro scrupolo, perché siccome quando è stato definito il procedimento con rito abbreviato, il GUP non ha riconosciuto l'aggravante dell'associazione armata ritenendola non contestata. Secondo noi era contestata, comunque abbiamo fatto ricorso per Cassazione su questo. Allora a questo punto, per stare tranquillo, io vorrei modificarlo. Quindi prima della parte in cui è scritto con recidiva reiterata per Casamonica Salvatore, no, se lo deve verbalizzare. No, prima che del passaggio in cui è scritto con recidiva reiterata, cioè il penultimo rigo del capo di imputazione, contestiamo, il passaggio che contestiamo con la modifica è con l'aggravante dell'essere l'associazione armata. Cosa? La modifica è motivata col fatto che è passato in giudicato la sentenza sul clan Spada come associazione armata, abbiamo prodotto la sentenza oggi. Dammi un po' il codice, abbiamo un codice. Stai guardando la stessa cosa. No, stavo vedendo l'articolo.
No, però se c'è una sezione... Ma era aspettare. Che la contestazione, integrazione del capo di imputazione, è stata effettuata dal pubblico ministero presente l'imputato Casamonica. E non essendo presente l'imputato Staniscia, a questi gli va notificato il verbale d'udienza contenente la contestazione con la precisazione dell'aggravante. Si può fare anche una parte iniziale per attuare. Redenzione fatto di armi amministrative, non così. L'aggravante, la cui descrizione è contenuta nel corpo della imputazione, di cui al decreto. No, non ho fatto il decreto. Va bene, a questo punto disponiamo sulla la notifica al solo Staniscia e ci sono richieste, obiezioni, questioni da parte delle difese su questa richiesta, così poi diamo il termine. Ci possiamo riservare di interloquire? Sostanzialmente vi diamo un termine fino alla prossima udienza. Sì, quello chiedevamo. Cioè lo chiedete il termine a difesa, cioè non è che arriviamo alla prossima udienza e chiedete il termine a difesa, questo è il termine a questo difesa. è, tra oggi e la bene. prossima. L'importante è che ci si capisca. Certo, tecnicamente per la parte dell'imputato potrebbe dalla notifica fare ulteriori questioni, però voglio dire, lo sto dicendo semplicemente che dall'altra non è una questione, diciamo, che al momento attendo la notifica all'imputato e poi la prossima udienza glielo diciamo. Comunque Presidente, non mi sembra una questione. Va bene, l'avvocato Pomanti Staniscia è domiciliato presso il vostro studio? In ogni caso, sapere. Ah, va bene. No, era successivo. Ah, no, verrà notificata, era solo per capire se... No, per me... Avvocato, pensavo fosse modificata l'elezione di domicilio, ma va bene così. Allora, possiamo dare atto allora che viene anche concesso termine fino alla prossima udienza. Avvocato Naso, sto mettendo a verbale che chiedete termine a difesa fino alla prossima udienza.
Ecco, perché è stato, infatti mi ricordavo che sì. Allora mettiamo Placanica. Ora controlliamo. Sì, perché mi ricordavo che è stato modificato. Presso l'avvocato Placanica. Sì, quindi viene fatta la notifica presso lo studio dell'avvocato Placanica. D'accordo, allora ci vediamo alla prossima udienza. Poi? Sì, ma le dobbiamo fare via via purtroppo, perché non abbiamo la possibilità di fare programma. Dunque, questa è la produzione documentale del PM e questo